Dopo oltre un anno di attesa, finalmente l'incontro tanto necessario. Nei giorni scorsi a Palazzo Balbi si è tenuto il tavolo tra i sindacati CGIL, CISL e UIL e l'assessora regionale alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. È stata l'occasione a lungo richiesta per fare il punto sui temi più pressanti, liste d'attesa, applicazione del DM77, cioè il riordino della sanità territoriale previsto con il PNRR e la riforma regionale degli ambiti territoriali sociali. Parzialmente soddisfatta dell'incontro la CISL del Veneto, soprattutto pensando alle tempistiche dettate dagli accordi con l'Europa. Il DM77 con la costituzione di ospedali di comunità, case di comunità, soprattutto l'implementazione della telemedicina che garantirà a domicilio determinati servizi e contribuirà anche all'alleggerimento delle liste d'attesa, sono assolutamente priorità che ci dobbiamo dare e su cui come sindacati vogliamo vigilare che venga realizzate nel migliore dei modi. Ci auguriamo che il tavolo possa continuare, è ipotizzato un nuovo tavolo a settembre per le questioni che sono rimaste non affrontate. È emerso con grande sforzo che il Veneto sta recuperando le prestazioni sanitarie arretrate, anche se il tema liste d'attesa non è del tutto risolto. I numeri poi dicono che il Veneto sta procedendo bene anche nel riordino della sanità territoriale, ma risulta comunque in ritardo. Sono attive 62 delle 99 case di comunità previste. Non tutti i servizi sono attivati dunque e dei 49 ospedali di comunità previsti ne mancano all'appello 6. L'orizzonte temporale per chiudere tutte le riforme previste dal DM77 e il PNRR è il 31 dicembre 2026. Sembra distante, ma in realtà è vicinissimo. All'incontro la Regione non ha affrontato il tema degli aumenti previsti dei ticket sanitari né dei criteri per l'esenzione fermi da 30 anni. Silenzio anche sul riassetto dei medici di medicina generale e la situazione delle case di riposo, tra aumenti delle rette impegnative che non coprono tutti i posti. CISL Veneto ha ribadito l'importanza e l'urgenza di trovare delle soluzioni, in risposta anche alle segnalazioni che arrivano quotidianamente alle sedi. Abbiamo chiesto già da qualche mese, da un anno direi, l'aumento del livello di esenzione del ticket per arrivare fino a 40.000 euro, che impatta molto con i pensionati, e anche qua non c'è stata nessun tipo di risposta. La questione dei medici di medicina generale sta creando grosse difficoltà ai nostri pensionati e quindi anche qua capire verso dove stiamo andando è importante. E per ultimo, anche se non ultimo, tutta la partita delle RSA, perché c'è la questione della rete, c'è la questione delle liste di attesa. È importante che noi a settembre abbiamo delle risposte su questo.